Vedete, fa parte di un ciclo che si chiama Dark Economy, in cui vogliamo esplorare, come dal titolo, gli aspetti diciamo più inquietanti e illegali anche del modello e dell'ex modello economico della nostra regione. Quindi abbiamo provato a capire riguardo al traffico dei rifiuti, riguardo alla corruzione, vedremo rispetto al consumo di suolo, rispetto alla rendita immobiliare e il riciclo del denaro sporco. Insomma, ci sono diversi aspetti che stiamo cercando di illuminare. Sulla questione della corruzione ci sembra che sia un aspetto centrale. Ricordo che cosa ci ha detto Isaia Sales proprio in questa sala 15 giorni fa. C'erano parecchi spettatori, parecchie persone che sono intervenute, e ha detto non sempre quando c'è la corruzione ci sono le organizzazioni criminali, ma sempre quando ci sono le organizzazioni criminali c'è corruzione. Questo non per dire che le situazioni sono gravi perché ci sono le organizzazioni criminali, ma essenzialmente la corruzione è un motore di degradazione degli aspetti economici, sociali e politici molto potente. Come ci ha descritto bene Vannucci, è un sistema altamente performante di sé, la modalità di convivenza di questa società. Allora, su questa questione della corruzione non vorremmo fermarci qua. Noi abbiamo pubblicato un piccolo documento iniziale in cui proviamo a precisare alcune proposte concrete per rendere più trasparente e più sano anche il meccanismo economico dei lavori pubblici, delle opere eccetera, degli appalti. Questo tipo di proposte sono assolutamente abbozzate, vorremmo che fosse un lavoro work in progress, per cui tutti possono fare delle proposte per affinarle, per renderle più cogenti e arrivare a maggio-giugno a un ulteriore appuntamento per far sì che questo tipo di proposte abbiano una certa risonanza anche istituzionale e si possa parlarne anche con, giustamente come diceva il signore prima, con la parte politica che poi da questo punto di vista della pubblica amministrazione deve prendere delle decisioni. Quindi io interpreto questa occasione come una prima. Mi sembra che alcune cose siano state precisate e illuminate con una certa profondità e interesse e vediamo di proseguire un po' il percorso. Quindi se non ci sono altri interventi vi ringrazio della partecipazione.